Assessore Cinzia Braghin, Comune di Portoviro, com'è la situazione della pista di pattinaggio che doveva essere il fiore all'occhiello ma che purtroppo ha avuto un problema tecnico? E quindi Allora, buongiorno a tutti. Purtroppo, come sapete, il giorno 6 dove avevamo l'inaugurazione, ma si è fermato il motore al mattino e quindi la pista si è sghiacciata, si può dire così, e però dopo un intervento abbastanza buono avuto dal proprietario della pista, pare sia nuovamente, ha cominciato nuovamente ad andare. Quindi adesso stanno preparando un ghiaccio perché chiaramente la pista di pattinaggio ha bisogno almeno di 7 centimetri di ghiaccio, perché sennò se passano pattinando si rischia di tagliare la serpentina e quindi c'è bisogno di uno strato di ghiaccio abbastanza importante. Comunque pare che ora sia a posto e se va tutto bene, lo ripeto, incrociamo le dita, domani dovrebbe cominciare ad iniziare. Per quanto riguarda... Ricordiamo che oggi siamo mercoledì 10, Esatto. Domani quindi l'11, in teoria domani riapre. Esatto, quindi avevamo promesso come amministrazione che appena la pista sarebbe stata in funzione regalavamo una giornata gratuitamente a tutte le persone che volevano venire a pattinare, quindi sceglieremo un giorno insieme al proprietario della pista per venire apposta a pattinare una giornata o mezza giornata, adesso vediamo cosa decidiamo, gratuitamente per chi volesse venire. Ecco, lo spettacolo con la professionista, l'artista del pattinaggio sarà spostato il 21, mi sembra. Esatto. E quindi complimenti in ogni caso, sai che è il bello della diretta. Esatto. Può succedere che qualcosa si intoppi, però state lavorando. No, stiamo Oggi è lavorando. mercoledì, in teoria domani giovedì 11 si riapre. Naturalmente domani si riapre, giovedì, venerdì, sabato e domenica vi aspettiamo in Piazza Repubblica, venite a pattinare, venite a vedere la mia pista bellissima che è di 64 metri per 24. Che è la più grande del Veneto. Esatto, è la più grande del Veneto. Vi aspettiamo, mi raccomando, venite a trovarci. Grazie a tutti. Grazie Assessore.